Maurizio. Cognome. Siddi. Data di nascita. 4/5/1966. Professione. Presidente Centro Sportivo Italiano, Comitato Provinciale Cagliari. Segni particolari. Aggregante. Molto aggregante. Buongiorno Ben trovato, Maurizio. Buongiorno a voi. Anzi, ben arrivato più che bentornato, perché in realtà è la prima volta che ci vediamo. Movimento. Ma bentornato perché stavo pensando che tu oggi hai rinunciato alla tua ora di allenamento, quindi ti immaginavo venire qui di corsa e quindi... Assolutamente, di corsa. Io il martedì e giovedì la mattina alle 7:30 sono alla Bussola con il personal trainer a fare l'attività motoria. Quello che faccio in palestra mi piace farlo all'aperto ed è quello che la spinta Anche che mi ha portato. durante la pioggia hai il coraggio di uscire alla... Assolutamente, è bellissimo, bellissimo. Pioggia, vento, è una cosa bellissima da provare. Sei Sono un emozioni parente forti. del grande Ulisse, allora. Le Ovviamente. tempeste lui le governava, anche tu le governi in parte, no? Esagerato, Presidente. Lui governa solo il fatto che l'attività la fa all'aria aperta, al di là del tempo, certo, fino a un certo punto, sei grandina, starai dentro le quattro ovviamente. mura di una palestra. Comunque l'idea che poi ha portato, dicevi, te a pensare a questa manifestazione che si intitola Quartieri in Gara. Sì, l'idea è partita visto che io in prima persona ho avuto modo di provare l'emozione di fare l'allenamento all'aria aperta, visto che noi viviamo in un'area, una location meravigliosa sia per il clima e per il verde che abbiamo attorno, dalle piazze, dai parchi, dai giardini, mi è sembrato giusto far vivere anche agli altri le emozioni che ho provato io. Quartieri in Gara nasce con questo obiettivo, quindi una sfida tra quartieri delle varie città dove l'aspetto più interessante non è solo la sfida, il gioco, il momento di festa, la competizione che poi racconterò dopo, ma soprattutto la possibilità di poter fare allenamento in piazza, quindi riprenderci la piazza attraverso i nostri tutori. L'obiettivo è occupare le piazze, socializzare praticamente. Assolutamente. Quindi è uno Per quello che strumento. avevo messo aggregante come segno Ho particolare, visto no? lungimirante il mio collega, aggregante. Però c'è una cosa fantastica secondo me sta dietro tutto questo, che l'età va dai 17 ai 77 anni, quindi non va a settorializzare solo chi può fisicamente stare bene, va a prendere tutti, a parte che ci sono tanti sportivi che hanno un'età ormai oltre la sessantina che fanno quotidianamente sport. Hai detto perfettamente bene, Matteo. L'obiettivo è dare la possibilità a tutti, ma soprattutto alle persone che non fanno lo sport, perché lo sport, almeno come lo intendiamo noi, è uno stile di vita sano. Certo. Quindi dare la possibilità alle persone attraverso il gioco di scoprire i benefici che ci possono essere dietro un semplice allenamento in piazza, oltre al piacere di incontrarsi, di conoscersi. Spesso tra vicini non ci si conosce, quindi la possibilità... È vero, hai ragione, hai proprio rientra ragione anch'io Maurizio. allora. No, no. A 69 anni rientra anch'io. Sì, rientra anche lei, perché lei lo sport ormai sono anni che non lo fa più, quindi... Tu mi ci vedi bene, come Sì, io posso assolutamente. partecipare? Il mio obiettivo è portarti in Lascialo piazza. dire a lui, Matteo, io Sì, conosco il tuo ma lui lo pensiero, porta in è piazza. alto e nobile nei miei confronti, Lui ma già, lui non sa lui già ancora lo le porta in cose. piazza il suo Ecco, verbo sportivo, solo che il suo sport migliore è o far andare la Livello bocca per mascellare, dire secondo lui, qualcosa o per masticare qualcosa. Capito. Quindi Ok, sono A parte che parlare in pubblico è sempre un fatto importante, perché c'è un processo di interazione, di comunicazione, di socializzazione che esalta tutte le ragioni filosofiche che te stessa sta dicendo. Dico bene? Se non hai capito niente c'è una No, lui ha pagina- capito tutto, No, alzato me li di me che vedo, non capisce ma niente. al di Un là di ragazzo di questo- grande conoscenza e di grande cultura ha capito lo spirito. Sa delle che mi sta cose. uscendo il sangue dal Ovviamente. naso? Perché lei diventa un po' prolisso, se lo faccia dire. Quando Appena è necessario. appena. No, dicevo, mi piace l'idea del vicino di casa che non si conosce con l'altro vicino di Questo è casa, vero. che il più delle volte ci si sta anche un po' sui maroni, diciamoci la verità, perché la macchina l'hai parcheggiata male, magari l'hai parcheggiata davanti al cancello, piuttosto che altro. Invece in quel momento scopri altri lati. Scopri vicini anche sotto altri aspetti diversi, ma la cosa particolare è che noi possiamo invitare amici e parenti anche di altri quartieri che partecipano, perché il nesso per scegliere il quartiere è o abito o abitato, lavoro o studio, ho studiato o lavorato, oppure diversamente amici e parenti, per cui io ho un mio cugino che è di Nuoro può tranquillamente partecipare alla gara del mio quartiere, quindi è aperta a tutti. Perché se non sbaglio comunque è Cagliari, Quartu, Quartuccius, Elargius, Monserrato, qui. Monserrato adesso l'ultima, anche il comune di Sesto ha deciso di partecipare, È vero, io sono di Sesto. quindi il Presidente Lui Romelli può anche è il dire la capo- grande è il capo del opportunità di mondo di essere un Sesto. esempio Bravo. per i suoi cittadini. Bravo. Visto, la scintilla Quello, che parte. quello che adesso Sì. le sta dicendo Maurizio è Con fattivamente, ponderatezza e con riflessione. quando è che si inizia? A maggio? A maggio, Tutto a maggio. il mese di maggio. Mi devo
devo scrivere com'è la cosa, no? Ti devi iscrivere, c'è una quota di iscrizione, Va bene, giustamente, che è di nominale. 10 euro, lo diciamo, No, perché è giusto una cifra dirlo. modica, Modica. una cifra modica. E però si deve allenare per un mese intero. Il canadese ce l'ho. La canadese ce l'ha, perfetto. Le scarpette E che tattiche tipo di ce l'ho. allenamenti vengono Ecco, fatti, soprattutto rivolti a che cosa? Cioè, perché ci si prepara per la gara finale del 7 giugno. Allora, Ma che cosa cos'è si la fa? gara finale? Che cos'è la gara Cioè, finale? Questo è l'aspetto. È un giochi senza la gara frontiere, finale la gara è, finale. ogni quartiere ha una missione da compiere: salvare una pianta. Perché noi ovviamente siamo nel parco di Monentagios e quindi abbiamo legato la gara al tema dell'ambiente e al rispetto dell'ambiente. Vedi, cioè, aspetti sto geologico. Ok, quindi ogni quartiere avrà una pianta da salvare con un nome preciso. Noi collaboriamo anche con l'ente foreste che partecipa a questa iniziativa. L'obiettivo è, giustamente, per salvare una pianta ci vuole acqua, ma Certo. tanta acqua per salvare la pianta. Quindi il quartiere, che sono un gruppo di circa 100 persone, quelle che parteciperanno, che rappresentano le varie fasce di età, dovranno, su uno sviluppo di circa 100 metri, fare un percorso in cui dovranno prima trovare i contenitori di plastica, che saranno le bottiglie di plastica, che saranno sparse, nascoste e via dicendo, dovranno trovarle. Dopodiché, con queste bottiglie di plastica dovranno prelevare l'acqua e dovranno affrontare un percorso accidentato, ovviamente difficile o semplice a seconda della fascia di età che partecipa. Ci C'è sono 724. le grado di difficoltà per aumenta o capire, no? diminuisce? Le Perché se io fasce mi d'età- iscrivo non vorrei Guarda, finire lei come un cadrebbe drammatico dentro, spartano. lei cadrebbe dentro Sì. l'ultima fascia, 56-77. E io rientro in quella Ecco, fascia, perché sì. parte da 17-24, 25-40, 41-55 e 56-77. Non è Queste molto sono le fasce. accidentato alla mia età. No, assolutamente. Faccio un esempio: c'è il passo del giaguaro, c'è la barriera delle liane. E lui. No, guarda, c'ha la guarda faccia, le sembianze. c'ha già la faccia da C'è giaguaro. tutto, vedi, Lei. c'è la tipica, Faccia la tipica espressione del No, giaguaro. no, Faccia la tipica espressione. Qualche altro animale ci può essere più Mi mite. faccia la faccia da Ma non ce giaguaro. l'ho. Lei lo so che la sa fare. La Dal fa. tuo cilindro togli un altro animale. Faccia la Che faccia del possa- leone, allora. Leone, perché io sono nato. Prego, faccia la faccia del leone. Questa dovrebbe essere la faccia Leone del con leone. una libidine mascellare, pronto ad azzardare la vittima. Perfetto. Pronto per partecipare? Assolutamente, la giusta grinta che ci vuole. Ora, Per terminare, questa è la gara finale, quindi il quartiere che ci metterà meno tempo probabilmente. Esatto, A l'obiettivo coprire è arrivare tutto il percorso. a riempire un contenitore tarato, che è il livello dell'acqua necessaria per salvare la pianta. Sì, Dopodiché dovrà alzare la bandiera e solo in quel momento, la bandiera del quartiere, e solo in quel momento c'è la vittoria, si conta il tempo. Ma deve anche innaffiarla sta pianta o No, è simbolico, non è è simbolico, è simbolico. Si riempie Ci sarà solo- la pianta, però portare c'è- l'acqua, portare. E se non si riempie sufficientemente bisogna ritornare indietro e rifare il percorso e continuare a riempirla. vabbè, ma riempirlo insomma, è sufficiente- difficile, non è un po', così semplice. È una un mission, po'. dobbiamo... Capisco, ma il caro riempire Maurizio, sufficientemente faticoso. da cosa deriva il riempire sufficientemente? C'è un tubo dell'acqua dove tu riempi lì il bidone o come? Cioè, Questi particolari volevo tenerli un po'. Ah, ci ancora. sputi dentro Diciamo il che bidone. ci sono dei... Ci sputi per riempirlo, perché Vabbè, se non ma basta dai. Ma sputi. guarda che lui sta affrontando tematiche di grande No, valore però la etico, cosa del morale, ma sì, ma questo siamo sociali, d'accordo. ambientali. Ma Che questo sputi? d'accordo. Devi sputare, come si dice, sudore perché possa avere l'acqua. Ma se lui ha detto se non è sufficiente riempito in quel modo. Devi riandare a cercare l'acqua. Ok, ma io volevo capire, ma non si deve capire allora come. No, assolutamente, saranno delle bottigliette dell'acqua. Sì, abbiamo Di diverse dimensioni, quindi i cittadini del quartiere dovranno raccoglierle e riempirle d'acqua, ci saranno dei contenitori dove si riempiono e con queste bottigliette, ovviamente senza il tappo, dovranno affrontare tutta una serie di percorsi, ok, quindi di non deve ostacoli. cadere l'acqua dalla bottiglia. Esatto, Cioè, bisogna- se tu arrivi a fine percorso dopo Bisogna aver- portare l'acqua alla e pianta. deve essere quell'acqua lì, cioè se c'è meno acqua nella bottiglia tu non va, cioè non Esatto, bisogna Ok, tornare. Sei ok, stato un adesso grande atleta. siamo d'accordo. No, volevo ho capire capito questa il dinamica. subito. Adesso ci fermiamo per un attimo, poi torniamo con Maurizio per continuare a parlare di quartieri in gara. Ci sono tra l'altro metodi molto semplici per andare a informarsi, quartieriingara.org, per andare a dare un occhio al regolamento e a tutto quello che potrebbe essere davvero, anzi fatelo con l'invito anche dei due di Via Venturi, una giornata, un
mese e la giornata del 7 di giugno straordinari per condividere la città e lo star bene, che sono le due cose principali. Tanto lei non lo farà e sono convinto. Non è detto, guardi, non mette il limite. Allora, lei ha promesso che si iscriverà. Lei però, ha promesso, però tra gli se anziani, lei non lo fa, perché il percorso mio deve essere un percorso più semplice. Guarda, assolutamente, per te semplice. Mica deve essere accidentato e cercare l'acqua come dice lui. Ti firmo una cambiale adesso, se vuoi. Non lo firmare, lui cambiale, non lo vedrai mai né nel mese di maggio né tantomeno alla finale. Non mettere il perché limite, questo è un cazzaro, si chiamano cazzari, hai presente? Quelli che dicono e poi non fanno, ecco. Lui parla ma una vita. fa fare agli altri. Sono convinto che verrà il presidente. Vabbè. C'è la pubblicità, torniamo tra poco a Cazzaro. Invece adesso dobbiamo essere bravi a fare un corso di sintesi, nel senso che abbiamo poco tempo per arrivare, poi dopo ci rincontreremo anche nel mese di maggio, ma per arrivare a far capire anche che il mese di allenamento è un mese che prevede addirittura 30 piazze all'opera, 2 giorni a settimana. Sì, esatto, in tutti i quartieri sono stati individuati dei parchi, delle piazze e dei giardini dove ci saranno i nostri istruttori, dottori in scienze motorie, che saranno lì a disposizione per i cittadini in diverse fasce orarie. Dalle 15.30 alle 19.30 tutti i cittadini che vogliono partecipare alla gara finale hanno la possibilità di usufruire di questo allenamento. Possono partecipare tutti, veramente tutti, parlo anche per i disabili, parlo anche per le persone. Assolutamente, per loro ovviamente ci sarà, una volta che si iscrivono segnalano esattamente qual è la loro patologia, le loro esigenze. Ci saranno i nostri istruttori, dottori laureati appunto in scienze motorie, che faranno un allenamento ad hoc su misura. Domanda che però non faccio io, ma che leggo a monitor da messaggio. Ciao Venturiani, buongiorno. Ciao. Sono Andrea da Quarto, anche la mia città aderisce a Quartieri in Gara. Posso partecipare anche se non sono uno sportivo allenato? Queste sono le due domande che fa. Sì, esatto. Quarto Sant'Elena partecipa, quindi ci sono. La scelta, poi rispondi se uno non è allenato. Assolutamente, soprattutto è rivolto per le persone che non sono sportivi, quindi vogliamo avvicinare al mondo dello sport le persone che non sono abituate tutti i giorni a fare sport. Certo, quindi, che è poi appunto il motivo principe per darsi una mossa e uscire di casa. Esatto, quindi dare la possibilità. Poi l'idea di fare allenamento insieme è quello che può spingere uno a essere presente, no, agli allenamenti, perché se tu vai in palestra, facciamo conto, ti iscrivi da solo, sì, poi in palestra conoscerai qualcuno, ma se non hai nessuno con cui andare, molto spesso se non sei uno granché motivato per altri versi, fai una, fai due, alla terza dici vabbè, ma sai che c'è, io rimango sul divano che stavo bene, Matteo, stavo bene qua. Questo è quello che succede spesso. Qui sarà diverso per il semplice motivo che tutti vogliamo partecipare alla gara, quindi l'obiettivo è partecipare alla gara, quindi si formerà un bel gruppo, perché quello l'aspetto che ci unisce non è tanto fare l'allenamento, è il fatto di incontrarsi insieme, fare allenamento perché vogliamo vincere. Presidente, la lei gara. potrebbe trovare la donna della sua vita lì dentro, visto che lei è ancora scapolone d'oro, capisce? Lì, però mentre suda tra le fatiche, c'è l'occhio clinico e saprà darmi utili insegnamenti. Chiudiamo chiedendo a Maurizio, che ha l'occhio clinico, infatti ha già capito che lei non parteciperà, che scelta c'è stata dietro il prendere in considerazione determinati paesi, cioè quindi Cagliari, Quarto, Quartuccio, Selargius, Monserrato, perché questi e non altri? Allora, è il primo progetto, quindi siamo partiti con l'area metropolitana di Cagliari, perché la gara finale si svolge al Parco di Molentaggio, quindi ovviamente abbiamo preso tutti i comuni che abbracciano, però in realtà è aperto a tutti, perché è successo amici, parenti, eccetera, eccetera, puoi portare chiunque. Si è aggiunto il comune di Sesto, come dicevo prima, perché ho appena avuto la notizia che c'era l'iniziativa, ha chiesto di partecipare e probabilmente mercoledì prossimo, quindi dopodomani, ci sarà anche un altro comune che aderisce. Quindi bene, allora ci si sta allargando. Quartieringara.org, ancora una volta per ricordarvi che si può andare a sbirciare, a capire di che cosa si tratta anche attraverso il sito. Io aspetto, noi saremo qui in diretta tutto maggio, io aspetto di vedere questo uomo fare una riflessione. Adesso ho capito. C'è un aspetto importante che vorrei mettere in evidenza. Il quartiere che vince si porta a casa 10.000 euro che servono per comprare attrezzature sportive da installare nella piazza del paese, certo. In questa pubblica piazza. Allora, qui nella piazza noi mettiamo 10.000 euro di strutture, mica roba da poco. Sport, crediamo nella città, nel civismo, nell'ambiente, tutto. Bene.
con noi chiacchierato piacevolmente il presidente del Centro Sportivo Italiano, ovviamente Comitato Provinciale di Cagliari, Maurizio Siddi. Da questa parte, dalla mia sinistra alla mia destra, invece avete ascoltato El Cazzaro, quello che non farà mai nulla di ciò che ha detto. Grazie Maurizio, noi ci ritroveremo, ci mancherebbe, ci ritroveremo a maggio, perché tanto ci ritroveremo qui a maggio e racconteremo a lavori iniziati mese della Madonna, questa avventura. Va bene, vi lasciamo con i due della Bitácora e poi la pubblicità. Grazie a te, ciao.